Buonasera a tutti, benvenuti in nuova puntata del Salotto di Bella. Do una buona serata a tutti quelli che in questo momento sono comodamente seduti davanti alla loro televisione, ma una buona serata invece anche a coloro che invece sono comodamente seduti e ascoltano tramite radio. Buonasera a tutti, benvenuti, 16ª se non sbaglio puntata del Salotto di Bella. Adesso mi darà conferma lui, il mio compagno di viaggio. Buonasera a te, Luigi Bulla. Buonasera all'intera fascia d'ascolto, all'intero popolo di Bella Radio TV. Sì, siamo alla 16ª puntata, è giorno 18 di martedì 18 maggio, siamo in diretta con un leggero ritardo perché il bello della diretta sono proprio le organizzazioni tecniche. Esatto. Anche perché bisogna dire che il nostro direttore era molto comodo a condurre il programma. il tuo programma, quindi Ho domanda, siccome io non sono stata attenta, lui è stato bravo insieme a Vittorio oppure hanno... No, se la sono cavata, sì. Sembrava che facessero i DJ. Ah sì? Guarda lui. Grazie. Va bene, complimenti allora a Francesco, salutiamo anche Vittorio che è stato qui insieme a noi. Prima di dare il benvenuto ai nostri ospiti che già sono comodamente seduti nel nostro salotto, io voglio andare immediatamente a ringraziare come sempre uno dei nostri sponsor, sto parlando di Classimo, che ormai da 16 puntate ci accompagna con questo fantastico trono realizzato proprio apposta per il Salotto di Bella, un trono realizzato interamente in legno perché infatti Classimo è un'azienda che realizza tutto ciò che voi desiderate in legno, ma in vero legno, non parliamo di compensato, lavorato a mano, ogni piccolo dettaglio è fatto a mano e la poltrona appunto dicevo è stata realizzata proprio per il salotto. C'è un'occasione per chi guarda, per tutti coloro che seguono il Salotto di Bella, per un determinato periodo di tempo e solo per un quantitativo limitato di clienti, tale poltrona dove potete scegliere anche il colore del legno che in questo caso è oro, infatti io vorrei far vedere ogni piccolo dettaglio, questo è tutto lavorato a mano, la scelta della tappezzeria in questo caso è velluto, il colore, la scelta del ricamo lo potete personalizzare a soli 990 euro, ma ripeto che è per un periodo limitato di tempo perché poi ritornerà al suo costo normale. Non solo la poltrona, il trono, lì potete richiedere il vostro letto, potete richiedere il vostro tavolo, potete richiedere lo sparecchiatavolo, insomma potete chiedere tutto quello che volete, la massima cura, la massima eleganza, il meglio del meglio. Mando un bacio a Classimo dove dovete ovviamente telefonare, aggiungere un appuntamento e chiedere quello che volete. Adesso Luigi vi darà ulteriori dettagli. Sì. Per appuntamento vi dovete recare da Classimo in via Moncibello, strada provinciale, piano tavola, Belpasso. Vi ricordo, prenotatevi perché appunto per le cose di Covid, per questioni dei decreti Covid, direttive. non si può fare, per direttive Covid, non si può fare assembramento all'interno dei locali di Classimo. Quindi prenotate, avrete a disposizione un addetto alla vendita che vi illustrerà sia il catalogo sia le opere già pronte che potete toccare con mano, e Classimo, tutte le strade portano al buon gusto e alla classe dell'arte. Io quando tu parli mi auricrio, Luigi, mi auricrio, non potevi trovare parole migliori. Senti, oggi di quale poeta parleremo? Allora, state in ascolto perché quando finiranno la prima tranche di canzoni dei ragazzi del salotto, stasera analizzeremo e approfondiremo il poeta di Muggiò, Monza, Brianza e Nicola Giuseppe Morleo, un nostro iscritto, un nostro socio al Centro d'Arte e Poesia e anche un nostro concorrente ai nostri concorsi letterari. Perfetto, grazie Luigi. Io vado a salutare i nostri ospiti di stasera del salotto. Allora, iniziamo subito con la nostra Erika Irlandesi. Buonasera. Benvenuta, Gioia, benvenuta. Grazie. Abbiamo nuovamente Damiano Terni. Ciao Mary, buonasera a tutti. Buonasera. Desideria, Buonasera buonasera a tutti. E Giovanni Francese, buonasera. Con tutte e due qui ci stiamo vedendo spesso. Sto parlando con Erika e Giovanni, Sì. siamo insieme. Dopo venerdì abbiamo avuto una bellissima puntata. Iniziamo proprio a parlare con Erika. Venerdì abbiamo avuto una bellissima puntata qui. Sì. Ci siamo divertiti, abbiamo cantato, c'era anche Giovanni, c'era Gabriele, insomma è stata una bellissima serata. Allora, diamo le news, ce l'abbiamo fatta. Sì, finalmente. Aspetta, che dico io? Prima sono imbranata stasera. Giusto. Vai, pensaci tu, Erika. Dai la linea. Oggi sono andata, fatemi Luigi. rilassare. Sì? A te la linea. Ah, eccomi. Allora, Erika, vediamo un po'.
cosa esce fuori. Allora, questo è il quadro di Erika. La prima carta che esce è la carta della morte. Non è una carta perché è morte, che se la quaglia. No, è ovvio. Significa che è una carta di cambiamento, qualcosa di rinascita, che c'è una dissipazione delle energie. Quindi qualcosa che va via e che riemerge molto prepotentemente, perché c'è la carta della luna accompagnata. Quindi la morte e la luna insieme significa la rinascita, però a differenza di una carta di sole, è la carta femminile, perché la luna indica la donna. Non a caso il lunedì è il giorno del segno della Vergine, non a caso il lunedì è il giorno dedicato alla luna, alla donna, alla carta della papessa, che è la donna per eccellenza. Quindi cosa indica? La rinascita femminile, la rinascita interiore è la voglia di un'ulteriore rinascita, la carta del giudizio, che significa la raccolta dei frutti seminati e il desiderio realizzato di ciò che si desidera. Quindi sono carte meravigliose e non è uno specifico sull'amore o sull'attività professionale. Proprio di vita. Sì, molto generica, che è ancora meglio, perché vuol dire che non vi sono campi della sua vita che andranno male. Capito? Un bellissimo prospetto. Sì. Bello. Diciamo che di settimana in settimana l'evoluzione è tantissima, però quando ci si sofferma soprattutto sulla questione vita, secondo me è ancora più bello. Poi se dopo vorrà fare qualcosa sull'amore, che immagino lo farà, però io sono sempre ne parleremo dopo. Sono sempre del parere che le questioni di vita sono quelle più importanti, perché l'amore da un giorno all'altro, sai, è come un fuoco che si accende, ci butti benzina e diventa e poi magari ti affievolisce. Quindi è sempre, perlomeno dal mio punto di vista, la vita la questione più importante. Allora, ci sono delle novità. Sì, ieri finalmente abbiamo registrato il nuovo brano dal titolo Mi sono innamorata e ora infatti stiamo già programmando il videoclip e a breve uscirà. Chi non l'ha sentito, già su Facebook ci sta una piccola parte, quindi potete andare a curiosare. Sì. Va bene, cosa cantiamo? T'ha già rubato. Prendi il microfono e si inizia ufficialmente al salotto di Bella con Erika Irlandesi. Stasera vanno stelle, ma forse tu sei più bello, perché mi piace il colore, la luce auto. Già, sto cuore mi è rubato, per colpa che sta guardando, come ha portato a tu te.
prossimo brano. Grazie papà. a breve su questo palco presenteremo il nuovo brano. Sì. Sei gasata? È venuta bene? Tu l'hai sentita? Soddisfatta? Sì, molto bene. Molto bene, la vedo, gli luccicano gli occhietti. Siamo molto curiosi. Allora, dopo ritorniamo così facciamo i saluti e tutto il resto. Intanto andiamo avanti al prossimo ospite. Abbiamo Damiano Termini. Buonasera, benvenuto, bentornato. Ciao Mary, bentornato. Buonasera a tutti. Come stai, Damiano? Io bene, tu come stai? Molto bene. Dopo il grande successo del brano, della cover che hai fatto, devo dire che è andata molto molto bene. Sì, fortunatamente sì. Ci ritroviamo. Però prima di chiacchierare sì, poi volevo fare 2 salutini. certo, quelli ora dopo li facciamo. Va bene. Diamo la linea al nostro Luigi. Vai, Allora, Allora, aspettiamo. no, puoi andare. Damiano, bene. Allora, qua è prettamente la situazione legata a una gioia sentimentale che esce, perché la prima carta che esce è la carta degli innamorati. Poi c'è la carta dell'imperatrice e la carta del sole, l'inverso di Erika. Cosa succede in questo quadro? In questo quadro succede che se c'era un rapporto da recuperare, sarà recuperato. Se c'era un rapporto che non c'era e ci dovrà essere di sana pianta, la carta della imperatrice sarà come la carta della giustizia. Finalmente troverai la persona giusta che per un tratto della tua vita ti accompagnerà
e che ti darà delle gioie di coppia, ma non è un quadro professionale. Capito? Non ha chiesto lui nulla, proprio No, le no. carte hanno deciso di darti questa risposta. Evidentemente. Sei innamorato? Sono senza parole, veramente. Per quale motivo? C'è qualcuno già nella mente? No, che c'entra? Però delle cose risultano delle cose. Come allora no che Per c'entra? Ma privacy- c'è qualcuno nella mente che risulta? Ma per Scusa, privacy- Siccome ti ho detto sei innamorato, Mary, delle cose non per sono privacy innamorato. non possiamo entrare nell'intimo No, del... scusa, vabbè. Può essere anche Io un- sono contigliere in questo Può essere caso. anche un rapporto perso con qualche amico. Anche, può anche Quindi- significare. Vedi come te la gira? Bravo Damiano, bravo. Sono così le bravo. cose. Ah, allora, sta Comunque io crescendo. volevo salutare al maestro Giuseppe Santonocito, che gli mando un grosso bacio, Lo salutiamo. e a Franco Voltere gli mando un grosso bacio. salutiamo E poi tutte le persone che ci stanno ascoltando. Senti, ma invece dimmi un pochino, cosa hai in mente? Cosa stai realizzando? C'è qualcosa di nuovo? Perché insomma... Sì, di nuovo sì, però non posso spoilerare niente. Non posso Però spoilerare volevo solo niente. sapere questo. Sì, prima dell'estate, diciamo. Verrà fuori qualche Sì, brano un brano. nuovo. Va bene, allora non ti chiedo più niente, ti dico Ok. semplicemente di andare al centro del palco e andiamo con 2 brani. Cosa ci fai sentire? La prima ragazza speciale, la dedico a tutti gli innamorati. Benissimo, allora andiamo con Damiano Termini. E non riesco ormai a vivere più. Ma ti sono così sto sciurato. Tu mi hai fatto come fa innamorare. Hai la formula segreta che fa impazzire. Chi ti guarda nei minuti perché morire. Sì tu che in otto non mi fai dormire. Tu vedi tu vado a impazzire. Io non lascio amore. Sì tu che riesci a darmi un po' di più. Hai cancellato dentro me i vecchi amori. Sei per me una ragazza speciale, che parole si tu cercherai. E per questo non voglio di più, ci stai solo tu. Sei diversa, non c'è paragone, pochi niente devo somigliare. Hai 2 occhi che sanno parlare, sto dicendo sulla verità. C'è passata la sera del poche l'uno, non fa nascere così che sto grande amore. Sì tu che in otto non mi fai dormire. Tu vedi tu vado a impazzire. Io non lascio amore. Sì tu che riesci a darmi un po' di più. Hai cancellato dentro me i vecchi amori. Sei per me una ragazza speciale, che parole si tu cercherai. E per questo non voglio di più, ci stai solo tu. Sì tu che riesci a darmi un po' di più. Hai cancellato dentro me i vecchi amori. Sei per me una ragazza speciale, che parole si tu cercherai. E per questo non voglio di più, ci stai solo tu. Grazie, ed era ragazza speciale. Passiamo col prossimo brano, intitolato Quanto sei bella. Quanto sei bello. Anche. Vai.
sei quella che cercava e che non ti trovava mai. E stavolta senti che sto cuore sbatte forte, che ti fosse pronta a fare una guerra a mettere in dei guai. Pure la vita mia non me ne importa, quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non sciando con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente e nessuno chiude a dare. Chi già so pazzo questo amore, amore. Stanotte te voglio passare, voglio vivere su una, oh giuro non faccio fermare, su cuore, su cuore, su cuore. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non scendo con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente, nessuno chiude a dare. Io già so pazzo questo amore, amore. Stanotte te voglio passare, voglio vivere su una, oh giuro non faccio fermare, su cuore. Sai come te voglio, perché per me sei meglio e ti porto insieme con me. Per me già di tutte cose, ma so perso non ce la fa. È bastato un sorriso e tu mi fai innamorare. Sei una vita in quei modi, ma una pubblicità. Resto ferma e ti guarda, quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non scendo con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente, nessuno chiude a dare. Io già so pazzo per st'amore, amore. Stanotte te voglio passare, voglio vivere su una, oh giuro non faccio fermare, su cuore. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. Sei un brivido dentro per me, se non scendo con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente, nessuno chiude a dare. Io già so pazzo per st'amore, amore. Damiano Termini! Grazie a tutti. Complimenti, Grazie, due brani bene, molto grazie. belli che abbiamo cantato, poi dopo canteremo il terzo. Sì. Ci faremo un'altra piccola chiacchierata. Allora, Desideria, buonasera anche a te, Buonasera tesoro. Mary, Come buonasera. stai tu? Tutto bene, grazie. Tutto bene, anche con te siamo stati insieme da pochissimo. Sì, sì. 2 settimane fa, se non sbaglio. Se non sbaglio, sì. No, questo venerdì, il venerdì prima, sì. Quindi Non proprio 2 settimane, una settimana. una settimana e mezza, insomma, vabbè, Esatto, quello sì, che è. sì. Ci siamo riviste insieme, ci siamo fatti una piccola chiacchierata. Ma adesso, prima di parlare io e te, dobbiamo dare la linea al nostro Luigi. Mary, io volevo dire una cosa. Sì. Volevo dire a tutti i miei fan che giorno 20, giovedì, uscirà il videoclip del duetto con me e Matto Milazzo. Adesso Quindi di vi questo invito- ne parliamo, adesso Sì. di questo non ti preoccupare, adesso ci arriviamo. Adesso ci arriviamo. Sì, a tutto, diremo tutto quello che c'è come news. Prima facciamo parlare Luigi, poi dopo tutte le varie novità, tutti i lavori, Va bene. tutto quello che sta, diciamo, scaldando nel calderone. Ecco. Allora, Luigi, a te la linea. Allora, per Desideria escono delle carte che dicono che ci saranno delle conferme professionali e degli spostamenti professionali che non solo saranno molto produttive, ma con la carta dell'innamorato nel mezzo può anche significare la conoscenza di una persona, di un incontro, di una persona che può essere anche, che lei può valutare nella sua vita privata, ma a livello professionale vedo che questo viaggio le porterà molto bene.
Bene, noi siamo contenti perché quando le cose vanno bene siamo felici. Sì, Ed è infatti. appunto tante le conferme perché venerdì, come dicevamo, eravamo qui, avevamo chiacchierato di questa imminente uscita di questo duetto insieme a Matteo, quindi è ufficiale. Sì, è ufficiale. Giorno 20, giovedì, uscirà il videoclip. Ufficialmente uscirà il videoclip, quindi uscirà proprio il brano. Sì, sarà online, quindi Sul canale della Sea Musica. perfetto. Quindi andate, mi raccomando, cliccate, condividete, come diciamo sempre, siamo Infatti, molto soprattutto curiosi. condividete il brano. Come si intitola lo possiamo svelare ormai. Come si intitola? Si chiama Tu t'hai rubato sto coro. Ecco, mi sembra che me l'avevi detto. Sì, però sì, io già l'avevo detto. Scusate, io sono smemorina, ma comunque non fa mai male ricordare le cose. Anzi, più si ripetono e meglio è, perché già lo facciamo entrare nella testa delle persone. Sappiamo che è un brano d'amore, già il titolo dice tutto. Sì, è un brano d'amore. E senti, quindi sarà questa la novità, ma ci saranno altre novità prima del periodo estivo? Ci Certo, sarà qualche certo. altra cosa? Non ci ferma mai. Lo sappiamo, con Desiderio ne siamo sicuri. Lei inizia a parte come una locomotiva Sì, che sì. non si ferma, che non si ferma. Va bene, cosa cantiamo allora? Adesso voglio iniziare con il mio brano dal titolo Lassimo. Perfetto, prendi il microfono Sì, e noi continuiamo a cantare con Desiderio. Non mi importa che è tutto quello che fai. Non mi va di sapere se pensi a quei giorni passati con me. Non rimane più niente, da queste domande. Non ti devo spiegare le cose che faccio se sto con lui. Ma quante volte ho creduto alle parole. Sono stato troppo vuota, sei delusa. Ma ti giuro che stavolta non è facile. Io voglio credere che è perduto ormai. Lassami, sei scivolato troppo in fretta e ancora. Lassami, non voglio vivere una storia di promesse che si infrangono tra le incertezze di una lacrima che è scesa, di una ferita che riaperte, allora scappa via. Non l'hai capito, non c'è niente adesso tra di
termini. Voglia di ballare. Dai, balliamo un pochino adesso. Andiamoci a mare, con pomodorino. Ci stanno i guancioli sulla sabbia bianca con telefonino. E stanotte finisce che facciamo date ballando guarda a luna. E se cade una stella dal cielo stanotte ci porterà fortuna. Insieme ci teniamo in mano, stringiamo forte fino a dimano. Ho voglia di stare sempre con te. Dai vieni amore, balla insieme a me. Voglia di ballare, non reggae di spiaggia. Tu volessi sempre qui tra le mie braccia. Ancora che stasera facciamo tutto quello che non si poteva. Facciamo tutto quello che non si poteva. Giuro, con te sono stato sincero. Stavo te facciamo vero. Stanotte mi sento cuore che batte sempre più forte e ridi. E poi mi innamoro davvero. Lo giuro mi piaci sul serio. Quando tu mi passi ci guardare tutte ma che ci non Insieme ci voglio. teniamo in mano, stringiamo forte fino a dimano. Ho voglia di stare sempre con te. Dai vieni amore, balla insieme a me. A ballare. Se ti muovi così tutti si fermano perché sei bella. Sei provocante monella, brillante come una stella. E tutti intorno impazziscono. Ho voglia di ballare, non reggae di spiaggia. Tu vorresti sempre qui tra le mie braccia. Ancora che stasera facciamo tutto quello che non si poteva. Ho voglia di, ho voglia di, ho voglia di. Facciamo tutto quello che non si poteva. Ed era Voglia di ballare. brano estivo che fortunatamente Complimenti, ragazzi. Bravi. Grazie Veri. Questa canzone l'abbiamo ballata tantissimo quest'estate e la continueremo a ballare. Sì, ci ha dato tante soddisfazioni questa canzone. Fortunatamente molto. In un periodo un Ci po' possiamo- triste che era quello appunto del lockdown. Dopo il primo round del Covid è stato quello. Sì, infatti. Quando è venuta fuori, molto bella. Ma c'hai in mente qualche altro duetto tutte e due? Nell'aria? Chissà, possibilmente. Va bene, Più basta. avanti, più avanti. Va bene, basta. Andiamo avanti. Dopo facciamo i salutini, i contatti va e tutto il bene. resto lo facciamo dopo. Giovanni, buonasera. Buonasera. Buonasera a te, Giovanni. Come stai? Tutto bene? Sì, molto bene. Tu come stai? Bene. Allora, ti ricordi che noi l'abbiamo salutato a lui? Luigi, non so se tu venerdì, quando ero con i ragazzi, ti sei guardato la puntata perché ti abbiamo proprio nominato e ti abbiamo proprio salutato. No, non ero in connessione perché ero fuori Catania. Comunque ti abbiamo salutato. Io vi ringrazio. Diglielo. sì, Anche detto, abbiamo a te la linea, salutato, ma dov'è? Non c'è Luigi, lo vediamo martedì. Martedì. Vai, dagli la linea, Giovanni, dagliela. La linea al nostro Luigi. Presa. Allora, vediamo un po' cosa esce fuori per Giovanni. Allora, la carta del mondo, la carta della giustizia e la carta dell'imperatrice. Questo è un quadro di carte dove indica che in questo momento in una relazione sentimentale stai gestendo il gioco e vedo che è un momento positivo, un momento buono, perché i 4 elementi dell'aria, della terra, dell'acqua e del fuoco, che sono gli elementi del cardini della vita di ognuno di noi, indica che hai una bella situazione per le mani, però la carta della giustizia mi indica anche che presto ci può essere una delusione, qualcosa che magari sembra bello, scoprirai che il passo è più lungo di quello che tu avresti nelle tue idee di fare. A livello professionale la carta del mondo mi indica successo e sicuramente, io non so ora cosa gli dirai a Mary, ma sono convinto che ci sono nuovi progetti
è un brano che ti è stato dato come se fosse qualcosa che questa persona ha il desiderio proprio che sei tu a interpretare. Vero. Vero. C'è qualcosa di che sta bollendo in pentola, quindi? Vabbè, lo diciamo dato che... Allora, se tu... Ti garantisco che non ce lo manco su Facebook come amico. No, Giovanni, se tu non lo vuoi dire, vuoi aspettare ancora un pochino? Anche perché con Giovanni abbiamo presentato da pochissimo il nuovo brano che oggi me lo fai ascoltare, vero? Sì. No, lo dico anche perché mi ha letto nel pensiero che io te la volevo dire questa sera questa cosa. È il fluido. È il fluido magnetico. Abbiamo in preparazione un duetto con Azzurra, che saluto. Oh, la salutiamo Azzurra, un bacio di cui già è in preparazione la canzone. Bene, quindi ci sono A queste giorni arriverà novità. il brano, sì, e poi Vedremo cosa verrà. tempo di un mesetto, sì. Quindi ancora non possiamo svelare niente. No. Niente, però sappiamo che ci sarà questo duetto proprio con Giovanni. Però la cosa più bella è che proprio questo brano è stato fatto su misura loro. Per loro. Sono molto curiosa di ascoltarlo quando sarà pronto. Sì. Anche perché, come ho detto prima, da 4 giorni, all'incirca giovedì, Sì, 4-5 giorni è uscito il nuovo brano. che abbiamo presentato qui insieme, Insieme proprio a te. lui è uscito, il brano è subito arrivato, l'abbiamo cantato qui in radio, l'abbiamo presentato e devo A 3 ore dire dall'uscita l'abbiamo presentato qui su Bella Radio. la settimana prima sempre qui l'abbiamo presentato. Però nel ti dico programma una del cosa, venerdì. Mary, mi sentono? Sì? Quando ci fu l'ultima edizione del salotto, mi ricordo Sì. che i ragazzi Sì. erano molto più reattivi con noi. Ti ricordi quando facevano il brano, l'edito, e nella foderina ci facevano le dediche, ci certo. lasciavano il singolo come regalo, io ho la macchina piena, no? Sì. Questi niente portano, cioè fanno i Ma singoli. proprio manco i CD ormai non li fanno quasi più, questo è il fatto. Siamo non sono più costretti realizzati. per avere questi brani, che dobbiamo fare? E possibilmente poi ci sarà una raccolta. Ma dove li puoi acquistare? Ovviamente dove ci li sta possiamo Spotify, scaricare? credo, Faglielo no? Su dire. Spotify, Sì. esatto. Cioè tu calcolo una persona che adesso, per esempio, grazie al centro d'arte ci segue da fuori Catania. Tipo Spotify. Allora, il fatto e hai è il che piacere di avere il singolo di Erika, tuo, Spotify, di Desideria, ma di non Giovanni. Come fare? Online si può comprare anche su Esatto, tutte le su- piattaforme, su su Spotify. E già iTunes, c'è un portale che Sì, ti porta ad tutti, acquistare, tutti. tu ti scarichi l'MP4 e poi te lo puoi mettere lo paghi, lo compri. Sì, poi. lo compri e poi lo puoi mettere nella chiavetta oppure nel vuoi. cellulare. Ovunque vuoi. Cioè, spiegatele però queste La cose, cosa ragazzi, che- è fondamentale. La cosa questo. triste è che ormai il contatto con il CD non esiste più, e questo è un peccato. Noi siamo, poi vecchio possibilmente stampo. quando si raggiunge un certo quantitativo di brani, possibilmente poi si va a fare la raccolta. Un best. Si va a fare la raccolta, quello Ok. sarebbe bello. Io consiglio anche questa cosa di fare i singoli e poi eventualmente una raccolta. Sì, ma perché poi finisce oggi come si le foto, ascolta. che col fatto che sono tutte nel cellulare non rimane più un ricordo in esatto, pratica. no, Ti rovini un cellulare e Ciao hai finito domani, tutto. È vero. Comunque, vediamo cosa escogiteranno. No, Giovanni, volevo quanto sapere apposta dai ragazzi cosa fare se si vuole acquistare un loro brano. Piattaforma digitale, esce soldi con carta, per postpay, per sapevi tu questo? Tu bancario, questo non sapevi? puoi pagare con soldi, tu basta che paghi e compri tutto, anche online, non è problema, fai soldi o dare soldi io vendo. Solo la dignità non compri con i soldi. Esattamente, eppure c'è qualcuno che la vende anche, sai? Scelti una reale. Con i Allora, soldi tutto si può comprare. La nostra Mary oggi è un po' russa, passerella. donna russa, Vero? stasera donna russa Sai che viene ho praticato fuori. a qualcuno dell'est, la sto vedendo un po' esterizzata. Esterizzata. Un po' esterizzata. Cosa vuol dire esterizzata? Io non saprei dire questa parola. Esterizzata? Ma esterizzata? Dell'est. Esterizzata. Inzica, ci vai bene. Posso fare la doppiatrice. Se voi date soldi io farò doppiatrice. Con soldi poter fare anche Vai. questo. Voi date soldi. Va bene, dopo questo momento di alta televisione, Giovanni. Sì, cantiamo? Cantiamo. Cantiamo, anche perché stavo dicendo questa cosa, prima me la dimentico, che il brano nuovo che è uscito, Sì. più lo ascolti più ti piace. Sì. Più lo ascolti e più ti piace. lo Perché io canta non lo adesso? so. Sto Lo iniziando canta a vedere. adesso? Inizi con questo No, oppure. lo cantiamo dopo. Dopo, alla fine, alla conclusura, come dico Ok. io. Alla conclusura sentirò il brano nuovo. Ora proporrò altri 2 brani, quale proporre? Adesso iniziamo con Mi sta sbattendo cuore, che dedico a te che ti piace tanto. Bravo, e dedico mi a ricordato. tutti gli innamorati. Perfetto, Giovanni Francese. Puoi bagnare questa vita, mi fai respirare.
cagnate si giornate solo troppo fa. Non trovo manche parole per tu fa capire. E crede mi faccio bene, tu c'è vita mia. Mi sta sbattendo il cuore e non si voglio fermare. Se non vedo l'ora, amo da già spogliare. Mi sta sbattendo il cuore, non avevo proprio dormito. Sto scendendo pazzo, giuro, se tutta vita mia tu mi fai morire. Quando ti scioglie i capelli che femmina sì, una malattia che ferma chi sto respiro e non posso guarire. Colpa tua, colpa mia, non riesco a capire se tu o son io. Non lo saccio manch'io, colpa è sta gelosia che mi fa sta così. Vuole sta fantasia, vita mia. Mi sta sbattendo il cuore e non si voglio fermare. Io già non vedo l'ora, amo da già spogliare. Mi sta sbattendo ancora, non avevo proprio dormito. Sto scendendo pazzo, giuro, sì tutta vita mia. Nai, 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 nai. Non era una ragione per poter campare. Il cuore mi so solo che mi fa scarpare. È passato un minuto e che sta vita mia in da un attimo è cagnate non ha da forni. Mi sta sbattendo il cuore e non si voglio fermare. Io già non vedo l'ora, amo da già spogliare. Mi sta sbattendo ancora, non avevo proprio dormito. Sto scendendo pazzo, giuro, se tutta vita mia tu mi fai morire. Quando ti scioglie i capelli che femmina sì, una malattia che ferma chi sto respiro e non posso guarire. Colpa tua, colpa mia, non riesco a capire se tu o son io. Non lo saccio manch'io, colpa è sta gelosia che mi fa sta così. Vuole sta fantasia, vita mia. Non riesco a capire se tu o son io. Non lo saccio manch'io, colpa è sta gelosia che mi fa sta così. Vuole sta fantasia, vita mia. Grazie, era mi sta sbattendo il cuore. Passiamo al prossimo brano, Troppo innamorato. Non mi importa davvero, l'ho deciso, ti voglio. Passi giornata affacciata, l'angoppo balcone, ma tu non da cuore geme. Stereo ad alto volume, tutto quartiere tu sa già che dai poca confidenza, nessuno ti piace, t'ha fatta così, mamma. Come fai? Non so, a tutto quanto fai impazzire. Ora tu con me, soltanto un momento per dirtelo che sono troppo innamorato, mi sento rinato, lo giuro so pazzo, ti voglio con me. E basta di una guardata, un mezzo minuto, o ti fa casire in tuo cuore e poi tu mi hai fulminato i pensieri, tutti i desideri, porturi in strada che cammini tu. Sei la mia vita per sempre, anche se poi niente, io conto per te. Giuro ti faccio cambiare, di me ti faccio innamorare. Tutto quanto poi c'hanno invidia e nessuno da toccare. Sì, sola mia, sì, sola mia. Sei fantastica, giuro, ogni tua
tuoi modi di fare. Mi hai fatto perdere a capo, ti sogno la notte, non so rinunciare a te. Fai sempre finta di niente, ma ormai t'ho capita a te. Sei orgogliosa ma dentro il cuore già lo saccio, che si innamora di me. Come fai? Non so, a tutto quanto fai impazzire. Ora tu con me, soltanto un momento per dirtelo che sono troppo innamorato, mi sento rinato, lo giuro so pazzo, te voglio con me. E basta tu una guardata, un mezzo minuto, poi tu fantasia in tuo cuore e poi tu mi hai fulminato i pensieri, tutti i desideri, portare in te strada che cammino tu. Sei la mia vita per sempre, anche se poi niente, io conto per te. Giuro ti faccio cambiare, di me ti faccio innamorare. Tutto quanto poi c'hanno invidia e nessuno da toccare. Sei sola mia, sei sola mia. Complimenti al nostro Giovanni Francese. Bravo Giovanni, come sempre. Grazie. Ritorniamo a parlare dopo. Allora, adesso io, Luigi, direi che è arrivato il momento della poesia. Sì. L'autore scelto, parliamo un attimino della tua casa editoriale, insomma di tutto, ci pensi Oggi tu. abbiamo un poco di cambiamenti, perché sapete della notizia che è venuto a mancare un grande della musica, dell'arte, della poesia, della cultura, Franco Battiato. Quindi io, dopo il nostro autore, desidero leggere un pezzettino della poesia che poi diventò musica, La cura. Bene, parliamo del nostro poeta Nicola Giuseppe Morleo. Vi ricordo, questi poeti sono, puntata dopo puntata, estratti dall'Agenda Perpetua, edita dalle edizioni letterarie Tricheco, di cui io ne sono il titolare. Questa casa editrice è una microeditoria che ha avuto grandi consensi. Abbiamo anche l'accesso in tutte le Mondadori per fare anche le premiazioni quando ci sarà concesso, e poi vantiamo anche molti patrocini di vari comuni delle etnei come Biancavilla, Giare, Belpasso, e poi abbiamo anche Catania, e abbiamo in scadenza un premio letterario a Belpasso dedicato a Russo Giusti, una premiazione che sarà il 19 giugno a Villa delle Favare a Biancavilla, di Verba Volant, premio dedicato ad Antonio Bruno, e poi abbiamo il premio erotico a fine di agosto dedicato a Domenico Tempio al Parco Hotel degli Aragonesi alla Playa. Complimenti Luigi, complimenti per il tuo cammino e per tutto quello che stai creando. Davvero sempre tutto un nasce. applauso per Luigi, che non te lo facciamo mai, ma te lo meriti, perché tutto nasce da quella serata di 21 gennaio, la vigilia del mio compleanno, in Via de Branca, dove avevo la vostra famiglia al completo. Eravamo tutti insieme, e ero esatto. contento di festeggiare con voglio voi. farti i complimenti per tutti i passi che stai facendo, davvero. Bene, Nicola Giuseppe Morleo è nato a Torre Susanna, Brindisi, e vive a Muggiò, Monza, Brianza, e un applauso lo chiedo per lui, perché lui è uno della trincea, perché fa l'infermiere e ha fatto finora l'infermiere nei reparti Covid di Monza. Quindi vi posso dire, proprio quando c'era il focolaio acceso, che iniziò dalla Lombardia, lui c'era dentro fino al collo. Gli facciamo tanti complimenti. E credo che questi sono angeli, umanità. non solo infermieri, perché dici si sono pagati, ma non sono pagati per andare a morire. Esatto. L'inventario è una poesia piccola, perché, ripeto, dopo integro quella di Battiato. Ho raccolto tutti i respiri per costruire il vento.
Ho raccolto tutti i tuoi sguardi per costruire il tempo. Ho raccolto tutte le tue mani per costruire le carezze e alla fine del giorno il tuo cuore per costruire la notte. Cosa darei per appartenere alla tua metà? Bellissimo, bellissima, bellissima. Complimenti. E poi la cura, un pezzettino. strofa. Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerei per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per la tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni, dalle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Franco Battiato. Facciamo un grande applauso per questo nuovo angelo che adesso festeggerà e suonerà tra gli angeli. Vi ricordo Edizioni Letterarie Tricheco, dal 2016 mettiamo per iscritto l'anima, via De Branca 12 e il numero 333 50 47 750. Grazie. E poi, come sempre lo dico io, Luigi lo trovate su Facebook, Luigi Pulla, sappiamo che lì troverete tutte le varie informazioni per qualsiasi tipo di cosa. Io ho fatto ancora tanti complimenti a Luigi per la persona meravigliosa che è, per il cammino che ha intrapreso, per i passi, questa salita che sta percorrendo in maniera, direi, egregia. 100 volte tanto ti auguro, Luigi, se non 1000. Abbiamo tante cose ancora in cantiere, ma ne parleremo piano piano ci avanti. svelerai. Va bene, allora ritorniamo a noi, anche perché siamo arrivati all'ultimo giro. Erika, vuoi domanda o vuoi free? Sull'amore. L'amore, che ti dicevo. Love me. Una a caso, no? Una a caso. Okay. È 1, 2, 3 o fai libera? Sì, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Stella. 1. La luna, la forza motrice della donna, indica il sole, la forza motrice dell'uomo. Bene. Noi ci Il piace quando Papa, potere 2 ce l'ha. strade. Ci sono 2 personaggi nella sua testa. Uno è molto preso ed è molto presente. L'altro è sordo, e però non è consigliato perché vedo che va per altre strade diretto. Quindi non soffrire, è inutile. Però c'è l'altro, perché sono uno, quello là più birbante e scuro, l'altro è più chiaro, e questo ci va anche la settimana scorsa. E ti posso dire che presto avrai questa conferma che ti sto dicendo e ufficializzerai la cosa. Esatto. Come esatto? Come esatto? Ma che è? Lei di che sta zitta? Di che faccia tua parte? Noi siamo pronti per Noi diciamolo al papà di Erika, siamo pronti per i confetti. La adoro da morire, non si può capire. A me, io ci dico sempre innamorata mia, perché è vero, la vedi così. Guarda, ti dico una cosa. Ha detto la verità. Certo, bagniamoci mani ancora, mi può venire figlia, e ti posso dire con la massima sincerità è speciale. che se lo sguardo delle persone rappresenta l'anima, Erika si commenta da sola. Assolutamente, condivido. Hai detto una frase bellissima. Ora basta, Posso andare? No. Allora diciamo che vi aspettiamo tutti Per adesso il pensiero chissà dov'è. quindi sta viaggiando. Allora, torniamo a vi noi. aspettiamo tutti i venerdì alle ore 20 Con il nostro programmino. Sì, storia e musica. Basta. Ogni venerdì si scopriranno tante Dopo- belle cose. Dopo facciamo 2 saluti. Li facciamo dopo, sì, ricordiamo anche i Ok. contatti, dai. Prima cantiamo. Cosa cantiamo, Erika? Sì, ma noi. Siamo noi. E allora si canta. Guaglione, nostra città, a noi ci piace sulle passioni, coppa una moda, noi ci moda, mattina sera senza ci fermare, quanta rimprovera prima
Eccomi qua, va. Facciamo tutti i salutini. Allora, no, prima ricordiamo i contattini Facebook, Instagram e TikTok. Allora, su Facebook Erika Irlandesi, su TikTok Erika Irlandesi 8 e su Instagram Erika Irlandesi Official. Perfetto, poi io devo salutare tua sorella Francesca. Sì. Gli devo mandare un bacio grandissimo, che se no mi picchia. E lei voleva salutare anche Rosy Milano. E la salutiamo, Rosy Milano. Sì, la tutti saluto quanti. pure io. Poi io volevo salutare Nino Marchi che ci guarda sempre. Un bacio anche ci a Nino segue. Marchi. Poi io volevo salutare Francesco Dore che gli mando un bacio. Salutiamo anche Francesco Poi Tore. io gli voglio salutare tutta la mia famiglia, ovviamente. Greco, anch'io, tuo poi papà, tua Sera mamma. Pellegrino e tutta la sua famiglia. Un bacione. E tutte le persone che ci stanno guardando. Un bacione anche a Gabri, che ovviamente, era- e tutte le persone ovviamente che mi seguono. Esatto, c'è anche un bacione a Gabri che venerdì era qui con noi. Sì. E a tutta la famiglia Giuffrida. Salutiamo tutti con un bacio. Bene, se dopo ti ricordi qualcun altro lo fai sapere. Va bene. Va bene, allora Damiano, ritorno a te. Tu hai qualche domanda per Luigi? No, io domande. 1, 2, 3? 1, 2, 3. No, cioè, non so, fai A ruota libera. Che so io, non è 1, 2, 3. Ah, posso scegliere il numero? Non lo so. Certo, se il non- numero sì, Ok, però allora- senza domanda, giusto? Senza senza domanda. domanda. Ok. Il numero è 3. Aspetta, prima fagliele posizionare. Scusa. Dacci, acustica Rusi, hanno una premura? Avere Faccio troppa io, premura, un C'era ragazzo. tutto pronto. sta Il numero lento. rimane 3. Sempre 3. La carta del giudizio è la carta che vede la rinascita, e ripeto, del rapporto con un'imperatrice. C'è sempre. C'è la sconfitta del negativo, non manco la nomino, e l'imperatrice col giudizio che vincerà questa relazione. Per me è una cosa che sembrava affievolita ma che si sbampa, perché benzina. non mi sembra un quadro di una cosa nuova. Ok, staremo a vedere Lo se sa potrà- lui, Vabbè. lo usate soltanto Is e Dio. Esatto. Damiano, non ti già chiedere niente perché sei restio nello parlare. Prima mi stava linciando quando stavo cercando di. No, No, beh, vai. Quanti cazzi tua si dice da qualche parte, giusto? E poi mi faccio pure io. Ecco. Ok. Ok. vogliamo arrivare ai 100. Dopo saluti, dopo Dopo Facebook, saluto? dopo Instagram. Cantiamo, alza lo cantiamo. Io volevo ringraziare tutte le persone che ora cantano Ben Dirti, il brano Non Ben Dirti. Volevo ringraziare tutte le persone che lo condividono e che lo pubblicano sempre, basta. Perfetto. E allora alziamoci Ok, vai. e andiamo. Sì, è arrivata un'altra parte dello vecchio salotto, è arrivato. Che cavolo guardi? Va bene, andiamo? Non Damiano Ben Dirti Terni. per voi. Forse mi dirai un'altra bugia dicendo che eri a casa. Non sarà più facile per te inventarti un'altra storia inutile. Ti ho chiamato a casa e tu non c'eri, era in sosta la sua macchina. Questa sera sarà l'ultima per noi. Da stasera sei più libera che mai. Hai truffato quest'amore, non sprecare un'altra scusa, a che serve perdonare? Non pentirti ti fa male, sono stati caggi sbagliati, a te credere sincera, l'ha già fatto fine a ieri. Ti pareva innamorato, mentre invece ci ha cunato, tu spartivo bene, da ci arrivo ogni sera. Stavo come riva tutte te, finta non mondo nessuno, ci sei vedo sole campavo per te. Ci sta sole come giova, quando è notte e giorno ancora, sto impazzendo inutilmente, spero che tu soffri come me. È inutile che piange, che di scusa adesso è tardi ormai. Non ci può fare niente se ridicola con queste frasi stupide. Come ho fatto a non capirlo prima, ero bravo sulla recita.
ce la sa, ma in da niente ci tornava marcia ma stavo di faccio era, cancellammo che sta storia è venuta tra me e te. Non pentirti ti fa male, sono stati cacci sbagliati, a te credere sincera, l'ha già fatto fino a ieri, ti pareva innamorato, mentre invece già conato, tu spartivo bene da sceglievo ogni sera, eri diverso canale, stavo come riva tutte te, rinda non voglio nessuno, c'è stava tu sole campava per te, c'è sta sole come giova, quando notte e giorno ancora, sto impazzendo inutilmente, spero che tu soffro come me. Grazie. Bravo Damiano, complimenti Grazie. sempre. Allora, prendi posto, Io volevo facciamo ringraziare, tutti. io prima avevo detto se si poteva, la potevo cantare a cappella. Certo, cosa devi Se si poteva, questa canzone. Vai. Ci siamo? Non pentirti ti fa male, sono stati cacci sbagliati, a te credere sincera, l'ha già fatto fino a ieri, ti pareva innamorato, mentre invece già conato, ti spartivo bene, caccerevo ogni sera. Un bacio! Bravo Damiano, bravo, bravo, bravo. Grazie. Un brano che sta andando davvero molto bene questo di Damiano. Sì, sì. Anche perché è partito tutto da TikTok, l'abbiamo Sì. raccontato insieme quando eravamo Ha una insieme. storia questo brano. Esatto, da un gioco, da un brano cantato su TikTok è venuto Diventato fuori virale. esatto. E ricordiamo anche i tuoi contattini prima di fare i saluti. Sì, su Instagram Damiano Termini, su Facebook Damiano Termini e su TikTok Damiano Termini. Semplice. Esatto, Come bravo, diciamo sempre. bravo, così ci piacciono. Io Fate io anche fare voi l'ultima i duetti. dedica, lo so che sono- No, Non diciamo, aperto. fate anche i duetti. Certo, puoi fare dediche e fare L'ultima anche i dedica la saluti. posso Certo, fare? certo. Ci siamo? Posso? Vai, vai. Allora questa canzone la volevo dedicare a mia cugina che è in dolce attesa e poi la Auguri. dedico a tutte le mamme. Auguri. Poi, a chi vuoi salutare? No, volevo... Scusami, vai, non l'avevo capito. Vai, vai. Posso? Mettiti in piedi che sei Sì, meglio. vai. Hai ragione. E nascerà da un amore pulito, vissuto in due con tanta sincerità. Avrà un sorriso di ridente mattino e luce bello come tiene tu. Gli costruiremo un letto fatto di fiabe, ma senza maglie, lupi, streghe cattive, e su di lui ne vengeremo la notte. E quando dorme sull'annuio c'ha da suonare. Bravo. Grazie, un bacio a Damiano. tutti. Lo dedichiamo a tutte le mamme in Le mamme. attesa e tutte le mamme. Io penso che dietro tutto ciò, voglio essere un pochettino malvagio, Sì. ma nel brano che ha cantato prima c'era un messaggio subliminale. Io lo sapevo che lo diceva. Ma che chi Non è che qua Caniccione e Perché io quando festa. cantavo lui... Ma vuoi sapere sorrisini. cose che io non sapere? Beh, Vuoi aver fatto qualcosa per il messaggio è arrivato. Io non ho credo. capito un cavolo. Ha fatto bene Come comunque. sempre, la rimbecelletta del Grazie, gruppo Luigi. sono sempre io, quella che ci arriva dopo. Vabbè, l'importante è che arrivi. Volevo mandare io un grosso bacio a Biagio, Manuela e Melanie e a Lorenzo che ci segue sempre. Salutiamo anche e il tuo tutta la mia papà. famiglia. Ecco, volevo dire questo, che prima era sempre presente. Salutiamo tutta la tua famiglia. Va bene, Damiano, qualcun altro? No, No, basta. va bene. Allora, Poi tutte le persone ovviamente che ci stanno ascoltando e tutti i miei fan. bene, salutiamo tutti. Desi, ritorno da te. Ritorniamo da me. Oggi sono un poco così. Hai domandine? Facciamo 1, 2, 3, libera scelta. No. Vado. I ragazzi oggi sono libera scelta. 1, 2 o 3? 2. La carta del Papa. Questa carta, associata all'imperatrice e al giudizio, indica che ci sono due strade da prendere e qua stavolta parla prettamente di professione. Però mi dice che la carta dell'imperatrice in un consulto, in una richiesta fatta da una donna è la figura della madre o di una donna più grande di lei. Quindi in questo caso sicuramente sarà la mamma, deduco, che
per fare la scelta di questa opzione, di questo viaggio, di questa nuova impresa professionale, parlo qua di mondo di canzoni, si dovrà molto fidare del consiglio della mamma. Ok. Perché già si è verificato nel passato che ha azzeccato le mosse da fare, e magari quando tutti credevano ma no, poi dopo si sono verificate che le sue sensazioni erano quelle che Ma quelle. azzecca sempre, devo dire. Le mamme sono... No, ma qua vedo proprio che ha un carisma personale, è diverso, non è una casualità, è proprio, se la cosa se la sente è come dice. Come dice lei, bene. Le mamme di solito vanno sempre ascoltate, mi sa che tu ne hai ancora un pizzico in più. Allora tesoro, ricordiamo anche con te tutti i contatti e dopo facciamo i salutini. Su Instagram mi potete trovare come desideria_official e su TikTok come desideria_official sempre. Trattino basso non manca mai. Il trattino basso non manca mai. E su Facebook Desideria Finocchiaro. Stavolta senza official. Ecco, senza trattini. No. No, perché sai perché la verità qual è? Ogni volta che vi devo taggare, devo andare a cercare quel cacchio di trattino basso. Mi viene una crisi quando facciamo le storie. Facciamo i salutini se vuoi. No, li facciamo dopo i salutini. Che poi, No, veloce. che poi dovete sapere che io l'ho vista l'altra volta scorrendo su quei messaggi che escono. No, era Facebook. Io ho visto che ho detto, ma lei o non era lei? Era stracambiata, ma di una disinvoltura, che ti rubava la scena a te, che faceva la promoter, il promo di un autosalone. Non l'ho visto, mi è scappata. È vero che eri tu, no? Sì, ho detto, ma caspita, lì sembra tutta zitta, ma Parla, no, ma ti può rubare la professione, te lo assicuro che può parla. condurre, è pronta per una conduzione. Te lo dico io, lei parla, non ha problemi su quello, ne sono sicura. Assolutamente. Sai, Qui è proprio il tempo. quella disinvoltura che è come se avesse tanti anni di TV alle spalle. Ma lei è proprio così. Grazie. Complimenti. Proprio così. Che mi sono persa. Allora- Hai i salutini da fare, stiamo dicendo. Sì, Chi salutiamo? allora io voglio salutare innanzitutto tutti i miei fan che mi seguono e mi sostengono sempre giorno dopo giorno, sì. Giorno dopo giorno. Avevo invertito le parole. Allora, poi voglio salutare tutta la mia famiglia. Mi aggrego anch'io. Sì, Tua mamma, in tuo particolare papà. mia sorella Esmeralda, mio papà e mia mamma che mi seguono sempre, ovunque io vada. Ed è giusto che sia così. Quale cantiamo? Adesso presenterò Amore Amore, il mio Perfetto. penultimo brano ormai. Esatto, prendi il microfono che è qui Grazie. e lasciamo la scena a Desideria. Amore Amore. Io
questo, in attesa del duetto che appunto verrà fuori giovedì. Ricordiamolo ancora. Mi raccomando, staremo tutti curiosi di attendere l'uscita dal brano, dal titolo, ricordiamolo ancora una volta. Ti ho rubato sto cuore e ricordiamo che uscirà aggiornamenti di giovedì. Aspettiamo tutti quanti, ovvio. Grazie tesoro. Andiamo a Giovanni, eccoci, siamo ritornati. Ritorniamo. Vuoi fare una domandina oppure libera scelta? Ma ti dico, riguardo al duetto di prima, no? Siccome io ho intenzione di girare il video a Napoli. Ah, vuoi partire? Sì. Io l'avevo visto il viaggio. Le sue partite. Ho intenzione di fare questa esperienza anche per, diciamo, iniziare a praticare persone più esperienti di me, no? Ok. Nel campo della musica. Quindi come andate? Si farà? Se si va a Napoli è meglio che si sta a Catania, va, insomma. Giusto. Allora, le carte mi indicano, e parliamo qua chiari, la carta dell'eremita è la prima, poi abbiamo la temperanza, il riverso delle energie, dispendio, e la ruota della fortuna. Quindi sono delle carte che indicano, e te le interpreto proprio chiare perché hanno dato una risposta palese, dove mi dicono che non ti devi chiudere a riccio e non devi essere schiavo delle tue abitudini, devi essere molto più aperto nei confronti dell'esterno e delle proposte che ti vengono fatte, perché comunque devi uscire dal guscio. E quindi già questa è una carta, questa già è una risposta. Quindi c'è questo salto dall'anonimato a qualcosa di superiore. Vedo che questo dispendio energetico ha dietro anche dei sacrifici di natura economica che hai raccolto e utilizzerai per impiegare in questo progetto, e vedo anche la ruota della fortuna che mi indica la realizzazione del progetto, e non solo la realizzazione del tuo progetto, ma anche l'accoppiata con qualcosa che da dove vai ti porti a Catania, e soprattutto che da Catania si espande a Macchia d'Olio, perché ti hanno presentato un punto di riferimento come Bella TV qua, e lì sarà una realtà campana, una realtà partenopea, e lì sarai nell'epicentro proprio napoletano, e credimi, da un catanese che canta il napoletano fare successo a Napoli è una cosa veramente bella, come è successo a pochi di noi. Molto pochi. Però ti posso dire che questa persona non ti sta prendendo in giro. Continua a contrattare tu con questa persona personalmente, e soprattutto i tuoi progetti per adesso tienili per te. Non parlare tanto, non dire niente. Va bene, Giovanni, detto questo, ricordiamo anche i tuoi contatti. Instagram Giovanni Francese Official, TikTok Giovanni Francese e Facebook Giovanni Francese Page. Vuoi fare qualche salutino in particolare? Salutiamo la Neovivo, la Digital Sound, Salvatore Tucci, Tony D'Antoni, abbiamo aspettato fino adesso. Volevo fare gli auguri ai suoi due nipoti che ieri hanno fatto il compleanno, lui ci teneva tanto. Gli facciamo gli auguroni. Tutta la mia famiglia, Azzurra. Un bacio da Azzurra, tutti, ancora Tony D'Antoni, il Comitato San Nicola. Con qualos branos ci salutiamo? L'ultimo brano che è uscito da 5 giorni, Mentre tu balli. Andiamo che si baila! Pelle abbronzata, tu sei più bella guagliona, mi chiedi l'ora e sbatto cuore, è già scoppiata passione, non guardo niente più, esiste solo tu, sei fatta apposta per me, mi hai fatta innamorare, mi piace che già fa, io ti voglio conquistare. Mentre tu balli sotto sole non sbatte corpo cuore, sorridi e mi guardi e già tremo, come si bella si una stella caduta in coppa terra, con te io mi perdo, ti voglio, ma che favola tu, mi piace sempre più, non fermarti dai balli con me,
so resistere, troppo difficile. Voglio cercare di passare, mi fatta innamorare, mi piace che già fa, stavolta c'ha già provato. Mentre tu balli sotto sole mi sbatte forte cuore, sorridi e mi guardi e già tremo, come si bella si una stella caduta in coppa terra, con te io mi perdo ti voglio, ma che favola tu mi piace sempre più, non fermarti dai balli con me, sono pazzo di te, non lo saccio perché questo cuore va soltanto a te, sono già pazzo di te. Bello come una stella ma si trasuda in sto cuore, ballo tu si non sballa ma come brilla sotto sto sole, mentre tu ballo sotto sole mi sbatte forte cuore, sorridi e mi guardi e già tremo, come si bella si una stella caduta in coppa terra, con te io mi perdo ti voglio, ma che favola tu mi piace sempre più, non fermarti dai balli con me, sono pazzo di te, non lo saccio perché questo cuore va soltanto a te, sono già pazzo di te. Grazie. E si balla con Giovanni, sempre complimenti. Prendi il bicchiere perché adesso è arrivato il momento, prima di tutto, della foto. Quindi chi ce la fa la foto? Pensaci tu, sì. Pensaci tu. Sì, nel frattempo noi ricordiamo il nostro sponsor che si trova a Classimo nella via Moncibello, salendo da Piano Tavola per Belpasso. Troverete le indicazioni, tutte le strade portano a buon gusto, dove potete comunque trovare la poltrona che noi sponsorizziamo, il trono del Adesso salotto di Bella, che ora Mary vi illustrerà, Sì. a un prezzo speciale di 990 euro, che dopo la promozione, quando il salotto chiuderà i battenti di questa nuova stagione, vi costerà almeno il triplo, quindi affrettatevi. Esatto, la facciamo vedere, dopo facciamo la foto, il nostro trono. Ho detto facciamola vedere, dopo facciamo la foto, ho detto fa la foto, prima fare vedere la poltrona. Ai. Quindi dicevamo, il nostro fantastico trono realizzato in puro legno, perché Classimo realizza tutto in legno. Io voglio che si osservano tutti i piccoli dettagli del nostro favoloso trono, perché è un tutto realizzato a mano con lo scalpello, potete ben vedere. Il trono, la particolarità di questo trono sicuramente è lo schienale, uno schienale così alto che di solito non si vede, di solito è un trono sì importante, ma qui è ancora più importante quello che Classimo ha realizzato proprio in occasione del salotto. E come ha detto Luigi, proprio solo ed esclusivamente per il salotto di Bella, per un tot di tempo potete anche scegliere il colore del legno, ovviamente quello che più vi piace, potete scegliere il tipo di tappezzeria oltre che il colore, potete scegliere il ricamo personalizzato. In questo caso qui vedete c'è scritto Classimo, però potete richiedere quello che volete, oppure potete anche non farlo mettere. Il prezzo, appunto, come diceva Luigi, è di 990 euro e poi si ritornerà all'originalità. Mi raccomando, da Classimo potete andare anche per chiedere qualsiasi cosa previo appuntamento, perché sono gli artigiani per eccellenza del legno, i numeri uno. Infatti l'ho detto e lo ripeto, loro forniscono anche clienti a Dubai, loro forniscono il top del top, e quindi il meglio del meglio solo da Classimo lo potete trovare. Ancora grazie al nostro sponsor. Detto questo, ritorniamo a noi, ci mettiamo in posizione foto, ragazzi, prima di salutare. Anche se ci vogliono i bicchieri Lo nuovi. faccio sempre. Devo dire che ci vogliono i bicchieri nuovi. Non è che ci vogliono i bicchieri nuovi, sono quelli smontabili, perché tu immaginati qua, sono quelli che si staccano. Tira. Vabbè, tu hai visto, sono quelli che si staccano e si riattaccano proprio in occasione delle feste. Noi siamo immuni perché abbiamo Barn. Esatto, Barn. Ci mette le ali. Posizione foto, ragazzi, 1, 2, 3. Fatta la
esibizione foto, perché era in radio che ci stava ascoltando, eravamo in silenzio perché ci stavano facendo la foto. Ricordiamo la replica che invece è ogni giovedì appena finiranno Poche Napole, ovvero alle ore 22, e adesso dopo il salotto ci sarà proprio un Poche Napole come replica, quindi insomma siamo abbinati. Giovedì la replica per chi se l'è persa e domani la puntata caricata sul nostro canale YouTube. Se ancora non siete iscritti, mi raccomando, fatelo. Bella TV, lì trovate tutte le puntate con tutti i nostri artisti, entrate nella playlist Il Salotto di Bella e le troverete tutti. Allora ragazzi, grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a te, Mary. Qua siete a casa vostra, lo sapete, quando volete tornare. Ringrazio anche il mio compagno di viaggio Luigi Bulla, che sarà proprio lui a chiudere come sempre la 16ª puntata del nostro salotto. Arrivederci con voi tutti e alla 17ª puntata di martedì prossimo. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito nei social, e dopo cercherò di rispondere anche ai poeti del Centro d'Arte, al fan club di Fermo che ci segue, ancora di Silandro Bolzano, di Varallo Sesia Vercelli, ancora di Mugiob e Monza Brianza, tutti i poeti del Centro d'Arte e gli scrittori delle edizioni Tricheco. La frase della settimana è questa: puoi dare il 99% delle tue potenzialità, ma se avrai delle persone in grade che non le sanno ricevere, ti ricorderanno sempre per quell'uno che hai sbagliato. Buonasera. Ciao! Che Dio ci benedica a tutti.